Non ho chiesto scusa perché non c'era nulla di cui scusarsi. Ripeto, se la mia parola ha potuto urtare la sensibilità di qualcuno mi dispiace, però ero in un ambito non ufficiale, non era nemmeno una festa di partito, per cui era la cena del popolo veneto. Nessuna scusa, nessuna ammenda. Nello studio di Focus TG, ospite del direttore Luigi Bacciali, l'assessore regionale leghista Roberto Marcato torna sulle parole pronunciate a Montorio Veronese più di una settimana fa, quelle sui rapporti di forza fra alleati, diventate presto un caso. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! L'unica concessione di Marcato, semmai, è sulla forma, non sulla sostanza. Ho usato un termine per cui qualcuno si è sentito irritato, offeso, ho toccato la sua sensibilità. Mi dispiace. Ma questo è, punto. Ad ascoltare Bulldog Marcato, collegato dal Vinitali di Verona, è il coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia Giuseppe Montuori, raggiunto in tempo record dal numero 1 regionale, il senatore Luca De Carlo. Io provo una simpatia notevole per Marcato, perché ogni volta che parla ci fa guadagnare voti. Certi linguaggi facciano parte forse di un passato della Lega, non di quello attuale. Io mi confronto con dirigenti molto seri come Stefani, come Zaia stesso, che non hanno mai utilizzato quel tipo di lessico. Questa polemica è nata perché loro l'hanno innescata, mica però innescata io, quindi se stiamo parlando di questo è perché loro sono andati sui giornali scandalizzati, anzi sono andati a Roma per dire che doveva intervenire qualcuno per darmi la bacchettata. Io sono abituato ad arrangiarmi per conto mio, non sono mai andato, non ho per fortuna o per sfortuna non ho padrini politici, per cui devo sempre arrangiarmi. Dopodiché ricordo al senatore che io sia un ruolo amministrativo, sono anche fondatore del partito e quindi in Veneto sono uno dei decisori. Noi siamo abituati a ragionare territorialmente. In Veneto decide i veneti, in Friuli decide i friulani, a Roma decide i romani. Il moralizzatore muore moralizzato, è sempre stato così, no? E pensare che poco meno di un'ora prima sulla questione si era pronunciato sempre dal Vinitali lo stesso Zaia, reduce dall'incontro con la Premier Meloni. È un caso che non esiste, quindi la chiuderei qui. Ma per uno Zaia pompiere ci sono almeno due incendiari, da un lato il coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia, dall'altro il leghista più votato del Veneto alle regionali in lizza per la segreteria del partito. Lei se ne faccia una ragione che non rappresenta tutti i veneti. Guarda, tanto meno lei che è stato nominato. Facciamola difficile. Guarda, io sono stato votato dai veneti, lei è stato nominato, quindi lei li rappresenta ancora meno di me. Guardi che io sono votato dai miei cittadini dal 2009, mentre lei nel suo comune mi pare di no. Quindi non faccia distinguo, che poi dopo il moralismo, come lei insegna, essere moralizzatori finisce col girarsi contro. Quanto a voti dei cittadini, il sottoscritto ne ha sempre presi. Io non ho tolto, sono eletto ai cittadini e non ho tolto. Bravo. Allora ringrazio i cittadini che l'hanno votata, non certo per la sua educazione. Per cui Marcato di questo se ne ricordi bene, il nostro interesse non è una poltrona in più o una poltrona in meno, perché il timore che ho io è che sia perderne una che mette in difficoltà qualcuno, non tanto per noi che sappiamo che ce le siamo sempre guadagnati sudandocele. Loro che chiedono poltrone, i dà di poltronari a chi è poltrone legale. No, straordinario questo.